Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti, benvenuti ad una nuova live di Reni Retro. Salve, benvenuti, bentornati su questo canale. Iniziamo, come vi avevo promesso, con le live di gennaio 2026, già perché oggi è 7 gennaio, scusate, levo un po' il volume di là. Il 7 gennaio del 2026, ieri l'Epifania si è portata via tutte le feste e quindi poi oggi mia figlia è tornata a scuola, mia moglie è tornata a lavoro, io ho diciamo qualche tempo da dedicare anche perché sto facendo un sacco di video che poi pubblicherò sul canale, soprattutto musicali. Come sapete io pubblico parecchia musica sul mio canale YouTube. Ho migliorato diciamo un po', cioè mi sono dedicato un po' ho fatto un po' questa visualizzazione diversa delle live dove sembra che io sto dentro un televisore, dentro uno Xiaomi, dentro un televisore così poggiato su uno sfondo astratto degli anni 80. Però non sarà questa un'unica visualizzazione, anche perché ho intenzione di cambiare questi sfondi, cambiare anche diciamo il tipo di cornice, quindi il tipo di televisore, magari con qualche tubo catodico, andando a cercare qualche immagine anche di qualche dimenticato TV al plasma, ok, che pochissimo successo hanno avuto questi televisori al plasma. Ma oggi non dobbiamo parlare né di televisori. Ah, qui tra l'altro vedete, eccolo qui, il mio presepe Natale 2025. Ok, qui continua anche, continua ancora un po' e poi finisce quasi qui. E qui lo vedete in tutta la sua completezza quasi. Sì, dopo questa palma c'è tanto così. E ci sono altri pastori, c'è il mulino. Tra l'altro questo sarebbe tutto animato, ma devo aggiungere l'acqua diciamo nelle varie pompe e quindi attualmente è spento, però è tutto completamente animato come presepe. Trovate il video nel mio canale se volete andarlo a consultare, a vedere, e questo è il presepe appunto del 2025, Natale 2025, quindi Epifania 2026. Vedete, abbiamo riutilizzato di nuovo dopo tanti anni i sugheri, li abbiamo lasciati in soffitta per tanti anni dentro un contenitore di plastica e quest'anno invece ho voluto utilizzare di nuovo i sugheri per dare diciamo l'idea delle montagne. Adesso non si vede benissimo, però è un presepe bello pieno anche di pastori, di pecore, di animali, di alberi, c'è un po' tutto, tante casette. Diciamo è un bel presepe, lo lasceremo fino al giorno della Candelora. Ok? Detto questo, ci dedichiamo all'argomento di oggi. Vedete lì, io metto sempre la copertina della rivista di cui faremo lo sfogliamo insieme perché questa live fa parte della collana Sfogliamo insieme. Quindi andremo a vedere la storia di una società che ha fatto la storia del videogioco. Abbiamo visto che negli anni diciamo 70, 80, 90 e poi successivi ci sono state tante società che hanno investito le loro risorse diciamo, nell'ambiente videoludico, anche magari prettamente casalingo, perché no? Allora c'è una società che attraverso dei successi, degli insuccessi, dei fallimenti dei grandissimi successi è riuscita a cavalcare gli anni, è riuscita ad andare avanti negli anni. Questa società a cui mi riferisco è proprio la Nintendo. Apro una parentesi per dirvi che mia figlia, nonostante abbia ricevuto per la cresima la Nintendo Switch, oramai da 2 o 3 anni fa, non mi ricordo, un altro è uscito pure la Switch 2, sta lì abbandonata la Switch, non l'abbiamo mai usata, sta lì attaccata alla televisione con l'HDMI, cavo HDMI, con la basetta di ricarica, tutto quanto. Non l'ha mai usata quella Nintendo Switch, però a lei piace tantissimo ancora giocare con la Wii, la vecchissima Wii, la prima Wii
quella che leggeva i CD-ROM, ok? Quella che si metteva per verticale, slot in. Slot in significa che i CD vengono inseriti dentro un lettore senza che esca fuori un carrellino dove adagiare diciamo, il dischetto, e invece il dischetto viene proprio inserito nella fessura e la console, diciamo, se lo carica in autonomia. Quella Wii lì è ancora ampiamente utilizzata da mia figlia, è attaccata con il videocomposito, diciamo, con la vecchia presa SCART al televisore, funziona ancora e quindi lei ancora utilizza questa console Nintendo Switch. Ok, detto questo, però andiamoci a vedere la copertina bellissima che già ce l'avete lì di questo bellissimo volume edito da Spray Editori interamente dedicato alla Nintendo. Vedete? Oh, la Nintendo nel tempo ovviamente si è evoluta in modo anche, secondo me, completamente diverso dalle altre case che facevano console, quindi diverso dalla Sega, dalla Sony, dalla Microsoft che faceva l'Xbox, in modo ha, diciamo, investito le risorse in modo completamente diverso e dal mio punto di vista molto molto buono. Allora andiamo ad aprire questa rivista, 12,90 in edicola, ancora si trova, e qui ci troviamo subito un editoriale. Nintendo ha dato vita ad alcuni dei videogiochi, delle console e dei personaggi più iconici della storia. In questo speciale celebriamo l'eredità creativa della casa di produzione e ripercorriamo le tappe di un percorso unico che l'ha vista trasformarsi da produttore di carte da gioco a protagonista assoluta del mondo dell'intrattenimento digitale. Poi continua diciamo, il- l'editoriale, il prologo, come volete dire voi. Oh, e qui arriviamo al sommario. Vedete? Guardate che belle queste due pagine. Sommario scritto con lo stesso identico font poi che è iconico della Nintendo, tra l'altro lo stesso colore rosso, quindi tutto è fatto ad hoc. Ok, e qui ripercorreremo effettivamente tutte le varie tappe perché la Nintendo, diciamo, ha cavalcato l'onda in vari anni, andando poi a far uscire. Ecco, infatti, ecco la storia di Nintendo. Io ripeto, questa rivista non l'ho sfogliata, l'ho comprata quasi 20 giorni fa, però non l'ho ancora sfogliata e la sto sfogliando come sempre insieme a voi. E infatti la rubrica si chiama Sfogliamo insieme, proprio perché io insieme a voi vado a sfogliare e a farvi vedere le pagine di queste riviste. Ok? E qui c'è proprio la storia di Nintendo, diciamo, mostrata in modo temporale. Ok? Vedete? Allora andiamoci a vedere anni 40 addirittura, anni 70, anni 80. Ovviamente negli anni 70 vediamo che faceva delle carte e poi già dagli anni 80 si cominciò ad essere dedicata con il Famicom diciamo un ambiente più elettronico e più dedicato ai videogiochi, diciamo. Vedete, poi c'è sta il Game Boy, mazza, qui parleremo tutto del NES, Nintendo Entertainment System, il Super NES, il Game Boy Color, grandissimo, ce ne stanno tantissime di console, GameCube, Nintendo GameCube, la Wii, la Wii U che non fu per niente un successo, la Switch, mamma mia, ne sto vedendo tantissime di console Nintendo. Bello, bello, bello. Queste sono due pagine, ve le faccio rivedere perché sono veramente, veramente belle, degne di nota. Guardate che belle. E qui c'è tutta la storia appunto di questa
di questa casa. Guardate questo, adesso io ve lo faccio vedere un po' da lontano, perché c'è un bellissimo, chiamiamolo poster, chiamiamolo come vi pare. Questo è un cabinato arcade con, guardate, ve lo faccio vedere, il famosissimo Donkey Kong. Donkey Kong sul monitor. Il primissimo Donkey Kong, tra l'altro, mi sembra di vedere, no? Donkey Kong, Donkey Kong. Oh, Nintendo Entertainment System, il NES, quello che tutti chiamavano il NES. L'uomo che ha creato il NES racconta come ha dato vita alla console che ha cambiato la storia del videogioco. E questo è prima ancora del Super NES, dello SNES. Questo è il Nintendo Entertainment System, quindi il sistema di intrattenimento come presentato e voluto da Nintendo. Ok? Trova le differenze tra il Famicom, il NES e Top Loader. Guardate, tra l'altro console a cartucce, quindi non era a dischetti da 3 pollici e mezzo, non era con l'hard disk che all'epoca ancora non c'era, ma sfruttava le cartucce. Quindi i vari videogiochi venivano caricati tramite una cartuccia all'interno della console e venivano giocati con questo iconico joypad. Ok, joypad a 2 tasti, poi 4 direzioni e poi c'era lo start e reset, sì, sul controller. Quindi non è che c'aveva. E poi vabbè, c'era la pistola iconica. Questa è l'iconica pistola che veniva data col NES per giocare, che questa, come sapete, funziona solo sui tubi catodici, senza fare delle modifiche su questi televisori LCD non funziona, perché appunto sfruttava una particolarità che era diciamo prettamente del tubo catodico, tramite dei fasci di elettroni che venivano sparati diciamo, dal, dall'anodo, dal catodo verso l'anodo sul tubo catodico. Questa cosa non è così nei televisori LED LCD, e quindi questa pistola senza delle modifiche non può funzionare sui moderni televisori. Serve un televisore a tubo catodico per far funzionare questa pistola. Vabbè, detto questo, tanto su YouTube trovate tutto le informazioni per fare anche le modifiche di queste pistole, per farle poi funzionare sui televisori LED LCD. Allora, quindi questa è la parte dedicata al NES. Andiamo avanti, guardate, ecco, veramente degna di nota anche questa rivista. Io l'ho presa apposta. Tutti i vari giochi, e mi ricordo benissimo questo di box. Guardate, questo qui, questo lo ricordo proprio bene. Che carino che era questo giochino di box. Sotto la scocca, oh, e questa ci fanno vedere addirittura diciamo, chiamiamola la scheda madre del NES. Oh, c'è pure Rob qua, il robottino che non ebbe per niente successo. CPU, e qui c'è scritto sì, e qui c'è proprio raffigurata, vedete? La scheda madre che stava dentro a quella console. Magari ve la avvicino un po'. Sotto la scocca, vedete? Quindi andiamo a vedere. Il robot a cui mi riferivo prima, che di cui stavo parlando, accennavo, è questo qua, vedete il robottino. Ok, andiamo avanti a sfogliare altre sue creazioni. I bambini chiamavano la nostra sede di Seattle quando rimanevano bloccati in un gioco. Pensa un po'.
Ovviamente si riferisce ai bambini americani, la sede di Seattle. Allora, oltre ai limiti, e qui come sfruttare al massimo le console. Top 25 NES Game, partendo appunto dalla posizione numero 25 Snake Rattle and Roll, 24 Bucky O'Hare, 23 Chip and Dale Rescue Rangers, 22 Exit Bike. Vedete, qui c'è una classifica dei 25 giochi considerati migliori per il Nintendo Entertainment System. Vedete? 25 partono proprio qui. 25, 24, 23 e 22. Giriamo e sicuramente ci troveremo 21 Kid Icarus, 20 River City Ransom Street Gangs, 19 Double Dragon, 18 Castlevania 3 Dracula's Curse, poi 17 Zelda 2 The Adventures of Link, al 16° posto Fox and Dow. Ora, anche io non li conosco tutti questi giochi, ma magari a qualcuno gliene piaceva uno, a qualcuno un altro, e quindi vedete, eccoli qua, vi faccio vedere grandi i titoli, eccolo qua. Poi andiamo avanti, 15° DuckTales, Avventure di Paperi, mi piaceva tantissimo sul Commodore 64, devo dire la verità. Kirby's Adventure al 14° posto, Super Mario Bros 2, 13° posto, RC Pro AM, 12° posto, poi Mike Tyson Punch Out, 11° posto, 10° posto per Teenage Mutant Ninja Hero Turtles, e al 9° posto Duck Hunt, che è rimasto iconico. Duck Hunt, che diciamo era il gioco che richiedeva la pistola per eccellenza. Batman all'8° posto, Metroid al 7° posto, al 6° posto Castlevania e al 5° posto Contra Robotector. Ed ecco queste altre due pagine di videogiochi, ripetiamo, per il NES. Vedete, qua ce ne sono elencati parecchi. Ok, vedete. Belle anche queste due pagine dedicate appunto a questi videogiochi. Quarto posto The Legend of Zelda, terzo posto Mega Man 2, secondo posto Super Mario Bros. Ovviamente Super Mario Bros è diventato una leggenda, una leggenda. E ci sono dei giochi, io ho fatto tutti i calendari, se andate sul mio canale YouTube trovate un video dove poi ho messo il link per andare a scaricare tutti i calendari del 2026. Sono tutti calendari con 12 mesi sotto, quindi non dovete andare a strappare pagine ogni mese, niente, lo attaccate se vi piace. Ci sono di tanti argomenti, sia dei videogiochi, ci ho messo Mortal Kombat, ci ho messo Street Fighter, ci ho messo Dragon Slayer e Space Ace, Tetris, ne ho messi tanti, Super Mario e Luigi, Sonic, cioè, ne ho fatti tanti, ognuno è 12 mesi, quindi vi scegliete quello che vi piace, ve lo stampate fino al formato A3, quindi potete stampare sia in A4 che in A3, e ve lo appendete al muro e vi tiene compagnia per tutto l'anno, ok? Quindi andate a cercare i calendari, quelli che ho fatto io, che vi ho proposto. Sta su un video qui sul mio canale. Ho al primo posto Super Mario Bros 3. Guardate, Super Mario Bros 3. Spettacolo, bellissimo. Oh, siamo arrivati, girando pagina,
ad una console portatile. Questa console ebbe un successo enorme, ma veramente grande, 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 con tutto che era, io la dico monocromatica, perché ovviamente è su sfondo verde, diciamo i giochi sono in grigetto, che non è neanche un nero, perché fosse stato un nero, secondo me sarebbe stato meglio, ma è un grigio su sfondo verde. Il Game Boy, lanciato nel lontano 1989. Eppure fu un enorme successo il Game Boy. Tutti quelli più o meno dell'età mia, questo logo scritto Game Boy se lo ricorderanno proprio bene, 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 bene. E questo ebbe un successo globale, diciamo un po' dappertutto, quindi non solo in Italia, ma un po' ovunque nel mondo. E uscirono tanti, tanti, tanti giochi, tante cartucce, perché anche questo andava con le cartucce, con delle cartucce che si mettevano nella parte posteriore superiore, quindi sopra e dietro, andavano inserite le cartucce con i giochi, accesa la console e la console andava a caricare il gioco che era inserito nella cartuccia. Ok? Erano tanti, tanti i bambini ed i ragazzi che anche per esempio durante i viaggi in macchina con i genitori utilizzavano questa console per passare il tempo. Ricordiamoci che all'epoca non c'erano i cellulari, c'erano i Game Watch, c'era questa console, poco dopo arrivò l'Atari Lynx, ma l'Atari Lynx ebbe un grande limite che era il consumo di batterie. Anche questa consumava parecchie batterie, ma meno dell'Atari Lynx. Anche perché questa aveva un monitor particolare che, diciamo, pur avendo una discreta risoluzione, non andava a consumare troppe batterie. Ok? Essendo anche monocromatico, appunto, quindi. E qui ci sono tutte queste immagini con tante tante cartucce, bellissima questa immagine che uno si portava dietro, ecco la console con diverse cartucce. Ok, andiamo avanti. Ma non vorrei dire una stupidaggine, ma mi ricordo che avevano fatto anche delle cartucce con più di un gioco dentro, delle compilation di giochi, ma non vorrei confondermi con qualche altra console. Però mi sembra che pure per questa vennero fatte delle cartucce, diciamo compilation con diversi giochi dentro. R-Type DX, cioè R-Type a me fu un gioco che mi piacque tanto anche su Commodore 64. Guardate com'era, spettacolo. R-Type, R-Type, gioco diciamo spaziale a scorrimento orizzontale. E vabbè. Oh, guardate, e poi ovviamente arrivò quello che ho menzionato anche prima. Arrivò questo gioco e non ce ne fu più per nessuno. Tin diririn 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 diti. Tin din din. Tin dirin diririn dirin diririn diririn ditin. Oh, questo che sembra un rettangolo bianco non è bianco, eh. C'è tutta la narrazione, la spiegazione, diciamo la storia del gioco, in questo caso Tetris, famosissimo, che poi diede il via all'uscita di tanti altri giochi sempre dello stesso tipo, come io mi ricordo benissimo Blockout, Tetris in 3D, che aveva invece che i blocchi che scendevano dritti e quindi tu potevi scegliere soltanto se muoverli a destra o a sinistra e poi farlo scendere più veloce. Uscì Blockout che era invece in 3D, si vedeva così e il blocco poteva essere mosso sopra, sotto, destra, sinistra e poi fatto scendere più veloce. Quindi era tutto in 3D. Blockout era Tetris in 3D, ma era solo uno dei tanti che uscirono. Oh, e sempre per questo, vedete, tutto fatto diciamo a sfondo verde, tutta la rivista, perché questo è Super Mario Land per il Game Boy. Sì, per il Game Boy, sì. No, perché poi uscì pure, sì, sì, per il Game Boy. No, perché poi uscì
più avanti il Game Boy Color, che quindi superò il limite di questo sfondo verde con diciamo i disegni grigi, e quindi ebbe un buon successo anche quello, solo che costava parecchio il Game Boy Color. Guardate, sempre tutto verde e grigio, proprio stile Game Boy. Spettacolo, veramente, veramente spettacolare. Andiamo avanti a spasso con Mario. E qui cominciamo a vedere un po' di colore su questa pagina qui, vedete? Bellissima questa rivista, eh? Oh, i segreti del Super Nintendo. Quindi qua andiamo sullo SNES, Super Nintendo Entertainment System, lo SNES e il Super SNES. I segreti del Super Nintendo Entertainment System. E vabbè, Super Nintendo. Come vedete qua i pulsanti già sono diventati 4, poi c'è sempre Select Start, Reset Start, Select Start e poi i 4 tasti di direzione. Mi riferisco ovviamente all'iconico joypad del Super Nintendo, vedete? Quindi cominciano a esserci 4 tasti invece di 2 e poi gli iconici altri 2 tasti per far partire il gioco, Select, e poi la freccia con le 4 direzioni. Ok? Get on board, e questa è la scheda madre, la mainboard MB dello SNES, Super Nintendo Entertainment System. Ve la faccio vedere un po' più da vicino, vedete come è un po' più complicata, cominciano a comparire le saldature in SMD, quindi i componenti cominciano a essere sempre più piccolini e quindi meno sostituibili facilmente, bisogna avere delle attrezzature, quindi però ovviamente la tecnologia stava andando avanti e quindi per procedere di pari passo con la tecnologia, con l'uscita dei nuovi processori, delle nuove RAM, di tutto un sistema più nuovo, bisognava stare al passo e quindi adottare anche dei sistemi nuovi per quanto riguarda la creazione delle schede madri con i nuovi sistemi di saldatura e di assemblaggio dei componenti. Tutti i mod, tutti i mod, vedete? Tutti i mod. Oh, mezz'ora già di live, andiamo avanti. Frame Up, la modalità grafica più usata su Super Nintendo, e il mod 1, che offre un buon bilanciamento tra livelli di sfondo e quantità di colori. Ecco come venne usato per Earthworm Jim. Earthworm Jim. Qui continua l'articolo iniziato nell'altra pagina e di qua Frame Up, cioè delle tecniche particolari per migliorare sia la velocità di gioco che gli sfondi, per fare degli sfondi migliori, perché anche lo sfondo vuole la sua amica utilizzarono anche addirittura il parallasse per gli sfondi, utilizzarono diversi sistemi, addirittura venne introdotto con il 1200 e il 4000 l'AGA, e questo sistema permetteva di avere più colori sullo schermo contemporaneamente, però diciamo che venne prettamente utilizzato non tanto per gli sprite, diciamo per i personaggi sui giochi, le astronavi eccetera, quanto per gli sfondi che erano molto più sfumati, molto più belli da vedere. Quindi anche gli sfondi avevano diciamo un punto importante a livello all'interno di un videogioco.
quindi da non sottovalutare anche i vari sfondi, quindi disegnati abilmente anche gli sfondi andando a sfruttare le potenzialità grafiche al massimo della console. Settima modalità. Guardate che poi si cominciò a poter giocare, va bene, a due su due schermi, poi vabbè, adesso addirittura quattro, cioè se gioca in tanti su più schermi, divide lo schermo in tante parti e quindi si può giocare in più persone contemporaneamente anche a dei giochi, perché Bubble Bubble si gioca in due, per esempio, ma stai sullo stesso schermo, mentre invece ecco ci stanno dei giochi di macchine tipo questo che vi ho fatto vedere che è di Mario, dove ognuno vede la propria macchinina e ha il proprio schermo, quindi diventa più difficile. Oh, un altro mito che non tramonterà mai, The Legend of Zelda. The Legend of Zelda, la leggenda di Zelda. E qui c'è tutta la storia di questo videogioco, The Legend of Zelda, che è andata avanti per tanti tanti anni, mamma mia, che spettacolo. È pericoloso andare da soli. The Legend of Zelda. Bella, bellissima questa rivista, piena come sempre, come Sprea ci ha abituato, di contenuti, Bellissima, bellissima, 12,90 €, però come vedete tutta a colori, pienissima di contenuti, di scritte, di immagini, secondo me vale la pena. All'interno del Nintendo, piano piano siamo passati dagli 8 bit, 16 bit, 32 bit e siamo arrivati al mitico Nintendo 64, l'N64. La pubblicità di questa console negli anni 90 fu fatta da Marco Valleggi di MVV Blog, quindi andate a cercare su YouTube il suo canale MVV Blog, andate tra i suoi video, scrivete Nintendo 64 e vedrete un video dove lui spiega come negli anni 90, con la tecnologia degli anni 90, quindi stiamo parlando di processori, forse i primi Pentium, ma già dopo il 94 c'erano in giro i primi Pentium, se no c'erano in giro dei 486, 486 di X2, di X4, eccetera, e come utilizzando tanti computer messi in una rudimentale rete, una rete coassiale, tra l'altro mi pare che aveva utilizzato, ma non mi ricordo, ma mi sembra sì che lui aveva utilizzato una rete coassiale, aveva messo in rete tutti i computer con un protocollo vecchissimo che si chiamava NetBEUI, aveva messo in rete questi computer e riusciva ad utilizzare, diciamo, le potenzialità di calcolo di diversi computer per andare a generare diciamo, un video 3D mappato con programmi 3D di allora. Marco vi fa vedere esattamente come lui ha fatto a ricostruire in digitale questa console, partendo da un disegno che gli hanno dato, partendo da un qualcosa che gli hanno dato, magari anche di fisico, ma magari una scansione di una foto, qualcosa. Lui è partito da lì e se l'è ridisegnata completamente in digitale, in 3D, questa console. Quindi partendo proprio da zero, si è messo lì e l'ha fatta più simile possibile, ovviamente a questa. Una volta che aveva il modello 3D, c'era la necessità di andare ad animare con tutte le luci e le ombre che si dovevano andare a muovere al movimento di questa console. Quindi ha fatto un lavoro che per l'epoca era quasi impensabile e lui lo racconta in questo video. Quindi andate a cercare MVV Blog Marco Valleggi e andatevi a vedere la pubblicità del Nintendo 64, che è questa console qui a 64 bit. Oh, guardate che scheda madre, tra l'altro questo aveva 4 porte d'ingresso per giocare in 4 contemporaneamente per 4 joystick. Ecco, le 4 porte d'ingresso sono queste grigie, vedete? E dentro aveva un processore talmente veloce che poteva gestire 4 giocatori che facevano 4 azioni diverse contemporaneamente. Guardate che non era poco per l'epoca,
non era poco. L'Amiga aveva sempre due porte joystick, e così diciamo tutti gli altri, le altre console. Questo invece usciva proprio con quattro porte. Adesso ve lo faccio vedere meglio. Utilizziamo un mezzo potente, vai con lo zoom. Vai con lo zoom, eccole lì le quattro porte joystick, vedete? Quelle davanti sono quattro porte joystick. Sopra ci si metteva la cartuccia e si giocava tranquillamente in quattro. Quindi potevate invitare gli amici, si portavano il loro joypad, lo attaccavano alla vostra console e potevate giocare in quattro contemporaneamente. E non era da poco. Ovviamente il controller pure cambiò radicalmente, guardate come divenne. Eccolo qua, il controller del Nintendo 64. Quindi non c'è più solo la crocetta che va su, giù, destra e sinistra, ma c'è anche un joystick, chiamiamolo analogico, un joystick che può mandare, può pilotare più, diciamo con più precisione un qualsiasi personaggio all'interno di uno schermo, anche perché erano nati poi i giochi 3D e quindi avevano bisogno di una maggiore precisione di movimento. Eh. Oh, e questo era lo schermo diviso in 4 di Mario Kart 64. Ma quanti ricordi, ragazzi, quanti ricordi sfogliando una rivista. Veramente tanti tanti ricordi semplicemente sfogliando una rivista. Oh, e infatti, come vi ho detto, la rivoluzione 3D, eccola qui, è arrivata. Ve l'ho appena citata ed ecco la rivoluzione 3D di Nintendo, che pur non avendo magari una risoluzione 4K, 8K, Full HD, però intanto loro riuscirono a dare diciamo, una profondità, un movimento in un mondo tridimensionale, non più bidimensionale, quindi non si andava soltanto su, giù, destra e sinistra su un videogioco, ma si poteva andare anche, diciamo, ad esplorare un mondo quasi reale in 3D, visto ovviamente su una qualsiasi TV bidimensionale, però tutto era gestito in 3D dai processori, quindi diciamo che fu uno dei primissimi giochi tridimensionali così vissuti in prima persona era Doom, poi ci fu Quake e da quelli poi ne nacquero tanti tanti altri. Ma poi ci fu un'evoluzione, mentre Doom è giocato in prima persona, tu vedi solo l'arma che stai portando in mano, quindi la visuale è in prima persona, tu non vedi il personaggio, ma vedi davanti quello che vede il personaggio, quindi ti puoi muovere così, su, giù, destra e sinistra, e però è diverso invece vedere il personaggio come in questo caso che si muove in un mondo. Vedete, qui c'è Mario che sembra che sta come su una piazza, vedete? E lui si può muovere dove gli pare in questo ambiente 3D, ecco, non mi veniva il termine ambiente. Tanto di cappello, andiamo avanti, andiamo a vedere il mondo 3D, come si è evoluto. Adesso quasi tutti i giochi sono 3D, quindi ma non il 3D dei film in 3D che non ebbero per niente successo, anche perché sono stati abbandonati. 3D nel mondo 3D, ma non 3D che si vede in tre dimensioni. I videogiochi nel mondo 3D. Qua che dice invece le meravigliose movenze di Mario. E si può anche Mario ha subito tanti 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 cambiamenti prima di diventare così come lo conosciamo noi oggi. Diciamo che Mario fu diciamo, il buono in Donkey Kong. Allora, un mondo 3D, qui si continua proprio l'articolo dedicato appunto alla grafica 3D, ai giochi 3D che nacquero appunto da Nintendo 64, e qui andiamo a una console portatile che non ebbe un successone come il suo predecessore, come il Game Boy normale, però questo è il Game Boy Color e tra l'altro questa è la versione trasparente, bellissima. E niente, questa console portatile
introdusse appunto su uno schermo portatile, su una console portatile a batteria, la possibilità di giocare ai videogiochi che poi uno aveva a casa sul NES, capito? Quindi anche Super Mario e tutti questi qua a colori però. Oh, poi venne sempre dopo, pure questa non ebbe un successone come il Game Boy, però molti se la ricordano benissimo questa console, ma questa pure costava parecchio. Il Game Boy Advance, questo è il Game Boy Advance. Molti se la ricorderanno, anche se, come ripeto, non esplose appunto come proprio il primissimo Game Boy che diede il via poi a tutte le console portatili. C'era anche molta più concorrenza, era uscita pure la PSP. eh. Quando uscì il Game Boy Advance già c'era pure la PlayStation portable. Andiamo avanti e non ci fermiamo mai. Nuova era, male antico. Qui c'è sempre la classifica da una parte. Vedete, guardate che... No, molto molto belle, questa rivista è molto molto bella. WarioWare. Oh, la passione tra vecchio e nuovo. Guardate, la fusione tra vecchio e nuovo. Bello, 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 molto molto bello. Una fusione tra vecchio e nuovo. Sfide vecchio stile, Mario Kart Super Circuit. La guerra in Trasca, Advanced Wars. Oh, ecco un'altra console, sempre Nintendo, e questa pure costava uno sproposito, il Nintendo. La Nintendo si è sempre inventata anche le forme delle proprie console un po' particolari. Questo era un semplice cubo e infatti venne chiamato Nintendo GameCube. Anche questo aveva l'ingresso, addirittura mi sa che no, sempre 4 giocatori, Nintendo GameCube. Guardate che bella questa pagina dedicata al Nintendo GameCube. Oh, se volete vedere queste console tutte quante accese, c'è sul mio canale un video, magari vi metterò il link sotto, dove noi siamo andati a Cinecittà in Roma qualche anno fa, 4-5 anni fa, 6 anni fa, non mi ricordo, dove c'è stata una rassegna dedicata appunto a tutte le console e videogiochi della storia, e c'erano ovviamente parecchie, tutte le console Nintendo, quelle della Commodore, le varie Sony PlayStation, c'era un po' tutto, c'erano quelle della Microsoft, Sega, le varie console della Sega, ce n'erano tante, e io ho fatto un bel video reportage da quella manifestazione. Non mi ricordo come si chiamava, però c'è un video, magari vi metto il link sotto in descrizione, e così potete andare a vedere queste console accese, collegate, molte erano collegate proprio a dei monitor a tubo catodico, quindi le potrete andare a vedere in funzione nel loro tempo praticamente, perché utilizzando diciamo, l'hardware che c'era allora, ecco, segreti nel cubo. Vedete, tra l'altro il GameCube già leggeva i supporti ottici, i dischetti CD, i dischetti con il software dentro, dischetto ottico, e come vedete sopra c'era questa unità ottica di lettura, perché poi quando il CD prese piede diminuirono tantissimo i prezzi dei supporti vuoti, ma già per chi produceva videogiochi, perché loro producevano su cartuccia, anche perché il prezzo dei supporti ottici costava parecchio, e ancora conveniva stare su cartuccia. Vediamo, buongiorno, buongiorno. Ehm, non leggo bene chi sei perché sto senza occhiali, purtroppo non mi funziona, devo risolvere questo problema di Restream Chat,
perché Restream Chat non mi funziona più. Non c'è niente da fare, perché io vedo qui che qualcuno ha scritto su YouTube, ma non riesco a leggere che cosa ha scritto. E no, infatti mi dice stream not found, dashboard, vediamo un po', stream not found, mica ho capito perché stream not found, non lo so. Io sto andando tranquillamente in live, quindi che stream not found? No, no, stream not found di che? Non lo so, non lo so. Questo video non è più disponibile, non lo so. No, no, io sto andando, sto tranquillamente in live. No, e mi dà degli errori stranissimi sto coso. X stream not found. Non lo so. Vabbè. Risolverò anche questo di Restream Chat. Allora, quindi questi erano i segreti del GameCube. Abbiamo visto i segreti del GameCube, di come è fatto dentro, vedete? Quindi 4 giocatori contemporaneamente, lettore ottico di unità ottica, ovviamente mi pare che leggeva pure i CD audio questa console, quindi il GameCube, periferiche uniche, vedete? Poi sempre una cosa che ha fatto la Nintendo che mi è piaciuta, che i suoi personaggi iconici li ha portati sempre avanti, non se li è mai dimenticati, mettendoli, che ne so, dentro Mario Kart ci sono tutti, ma in vari giochi, e quindi li ha tenuti, non è che sono andati nel dimenticatoio. Top 25, Top 25 GameCube Game, i 25 giochi più belli per il Nintendo GameCube. Vedete? Mo senza che ve li dico, tanto se vi va, vi acquistate questa rivista 12,90 in edicola o sul sito di Spray Editori. Se c'è su Amazon vi metterò il link anche per l'acquisto su Amazon. Ok, vi metto il link mio. Allora, Luigi's Mansion. E questi sono sempre giochi per il Nintendo GameCube. Ecco, anche il GameCube costava parecchio, però offriva anche parecchio per l'epoca, Nintendo GameCube. E questi sono tutti i giochi per il Nintendo GameCube. Andiamo a vedere nelle ultime pagine di che cosa si parla. Ah, la Nintendo DS, ovviamente doppio schermo, uno touch. Era molto molto bella questa Nintendo DS. Questa invece ebbe un grandioso successo. Questa si può dire proprio l'erede proprio effettiva della console portatile, quella che c'era prima. Oh, io ammazza, c'ho una memoria che se ne stanno al cinema, speriamo che mi rimane, perché veramente, come caspita, il Game Boy, ecco, non mi veniva. Nintendo Game Boy, e questa è proprio, diciamo, la console che ha avuto un grandioso successo, quasi paragonabile a quello del Game Boy, che è la Nintendo DS. Ce l'avevano praticamente tutti sta Nintendo DS, anche perché c'erano un sacco di giochi di intelligenza sopra, era pienissima di giochi questa Nintendo DS. Queste pagine ogni tanto mettono delle pagine da vedere in modo verticale. Ah, e poi eccola qui, quella con cui gioca ancora mia figlia è proprio questa console qua. Sta lì attaccata alla televisione, funziona perfettamente, la Nintendo Wii, con la creazione dei Mi e di tutte queste cose qua. Questa è la Nintendo Wii, ancora gli funziona perfettamente. Anche qui tra l'altro hanno introdotto i joypad senza fili, hanno introdotto dei sensori più accurati che andavano attaccati sotto per dare più sensibilità in un Chagu, mi pare che si chiamavano, al controller. C'era ovviamente un giroscopio dentro, perché ci si poteva mettere, per esempio questo controller si può mettere dentro un volante, dentro una racchetta da golf, dentro una racchetta da tennis,
diciamo c'erano tanti kit in cui si poteva inserire questo controller, e col fatto che dentro c'era una sorta di oscilloscopio che vedeva verso dove lo stavi muovendo, a che velocità e tutto, allora diciamo che questo ha dato alla Wii, ecco questo ci gioca tantissimo mia figlia, a questo gioco gli piace tantissimo Wii Sports. Vedete con i Mii che giocano in questo caso a tennis. No, che spettacolo. Wii Sports ebbe un successo planetario. E poi vabbè, eccolo qua. Una paginetta, forse una paginetta sola, due paginette dedicate alla Wii sono un po' poche, però secondo me gliene rimangono poche dopo tanto che hanno parlato di tutti gli altri prodotti Nintendo, e qui siamo proprio addirittura d'arrivo, e questa è la Nintendo Switch, la prima Nintendo Switch che è uscita, non è neanche, non mi pare che sia la 2, perché la 2 era diversa da questa. Questa è quella che c'ha mia figlia là. I 10 migliori giochi per Nintendo Switch, tra l'altro proprio menzionati, quasi solamente menzionati in due paginette, quando adesso i giochi richiedono davvero tanto per descriverli, perché sono diciamo molto più complessi rispetto ai giochi che eravamo abituati noi. Ok, ecco qua, il meglio del resto. Lo so, oltre 40 anni di storia di videogiochi. Infatti qua dice, oltre 40 anni di videogiochi Nintendo sono difficili da riassumere, ecco momenti salienti che non hanno trovato posto nelle altre pagine. E qui quindi questa è una bella paginetta, vedete questo che violetto è scritto qui, e questa è una bella paginetta che poi mi andrò a leggere, perché effettivamente sono più di 40 anni di storia, più di 40 anni di storia non si possono quasi riassumere in una rivista, poi ci vorrebbe un libro, perché questa ricordiamoci che è una rivista, attenzione, questo non è un libro dedicato a Nintendo eccetera, anche se si chiama il grande libro di Nintendo, questo non è un libro, è una rivista, è una rivista che esce in edicola, che è uscita in edicola, interamente dedicata alla console Nintendo. Ok? E va bene, ce la siamo sfogliata tutta, è finita. Ecco la quarta di copertina, ve la faccio rivedere. Ecco la quarta di copertina. Ed è diciamo, bella, veramente bella. Tra l'altro, qui sopra c'è scritto 100% unofficial, quindi non è ufficiale, è una cosa fatta da appassionati per spray editori, quindi però ripeto, adesso Sprea sta facendo uscire molte meno riviste, forse perché non hanno avuto diciamo il successo sperato, e quindi ha limitato tantissimo. Io lo vedo anche io che compro più oramai una rivista forse al mese, era arrivato a comprarne 4-5, non si capiva più niente, tra Japan Magazine, Japan Animation, Anime Cult, poi uscivano retro gaming, retro computing, retro qua, retro là, c'era una marea di speciali, cioè era arrivato a comprare 4, 5, 6 riviste al mese da 12,90 euro, anche 14,90, cominciava a essere una spesa, però ha toccato tutti i vari argomenti più importanti, e quindi è diverso tempo che io ne sto comprando più, oramai forse una al mese, ma neanche. Purtroppo poi gli argomenti sono quelli, e soprattutto se non hanno il successo desiderato, tutta la gente che ci lavora dietro, perché qui ci sono tanti appassionati che magari anche gratuitamente forniscono il loro supporto per la nascita di una rivista come questa. Io vi invito ad andare ad acquistare, se c'è su Amazon, ripeto, vi metterò il link qui sotto, così è facilissimo, cliccate, la comprate e vi arriva direttamente a casa. Se no potete andare da un edicolante che ce l'abbia ancora, perché ripeto è uscita una ventina di giorni fa. Bella rivista,
bello tutto. Allora, siamo arrivati addirittura d'arrivo anche di questa live che è durata un'ora quasi, sono 55 minuti. Ok? Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi invito nuovamente, sempre vedete in alto ci sono sempre i siti magliettevintage.it, classe74.it, renij.it, Renij Store l'ho disdetto, l'ho chiuso, non mi piaceva come nome, mi piace di più renij.it, quindi scrivete renij.it se volete entrare nel mondo della musica, poi c'è il mondo del vinile.it, diciamo ce ne ho tanti, legolando.it, ce ne sono tanti, tutti scritti qui sopra e poi li troverete tutti in descrizione di questa live. Ok? Io vi ringrazio di nuovo di essere stati qui con me in questo 7 gennaio, oggi mercoledì 7 gennaio 2026, quindi anche il 2025 abbiamo salutato, arrivederci, è quasi l'una, mancano 2 minuti all'una, quindi quando saranno finiti i miei titoli di coda sarà sicuramente passata l'una. Buon pranzo a tutti, buon pomeriggio, buona continuazione di giornata a tutti e di nuovo grazie mille di essere stati qui con me durante questa mattinata, ok? E grazie anche a chi vedrà questo video in differita, cioè questa live come se fosse un video, perché io la lascerò pubblicata proprio come se fosse un video, come ho sempre fatto. Grazie, grazie, grazie. Sigletta, Reni, retro finale. Grazie a tutti, a presto, un saluto da Reni Retro. Ciao ciao. Thank you.